Marco Vullo, consigliere comunale del Partito Democratico, oggi sopralluogo qui nei serbatoi dell'Itria per denunciare lo stato di degrado in cui versa il luogo, ma non solo, ci sono tanti problemi, tante emergenze. Partiamo dal fatto che il luogo è incustodito. Ma guardi, ci troviamo in un bellissimo posto. Basta guardarsi un po' attorno per capire la bellezza del luogo dove siamo. Però governato e gestito in maniera, come dire, incosciente. Io sono stato contattato da alcuni residenti del posto del centro storico e anche dai responsabili dei padri redentoristi della chiesa di Sant'Alfonso, e denunciandomi alcuni fatti che ho potuto constatare personalmente e che oggi, grazie anche alle vostre emittenti, posso testimoniare. Noi ci troviamo in un territorio dove dovrebbe essere custodito e chiuso al transito di personale estraneo, perché siamo ai serbatoi dell'Itria che come dire, gestiscono e danno, diciamo così, l'erogazione dell'acqua a tutta la zona del centro storico. Ci sono competenze che si intrecciano, Comune di Agrigento e Girgenti Acque. Le competenze si intrecciano, nel senso che a quanto pare Girgenti Acque avrebbe una porzione del posto in custodia e il Comune di Agrigento ne avrebbe un'altra parte che dovrebbe mantenere pulita costantemente. Il problema però è uno, cioè chi lo deve fare o chi non lo deve fare, un problema certo c'è, l'ingresso è incustodito. Cioè se io stamattina mi alzo da casa, mi faccio venire una idea strana, posso benissimamente venire qua e, come hanno testimoniato le vostre telecamere, posso aprire un lucchetto bellissimamente lasciato incustodito e addirittura rotto, entrare all'interno dei serbatoi dell'Itria e fare quello che voglio. Padre Russo, un luogo meraviglioso, però ci sono tante emergenze. Lei è preoccupato? Ho paura letteralmente, specialmente adesso che l'erba, le piante che sono cresciute con la fine della stagione estiva incominciano a seccarsi. Se avviene quello che è avvenuto l'anno scorso non ci rendiamo conto e potrebbe andare in fumo una buona parte della costruzione che è stata consolidata e restaurata, di cui i tetti sono tutti di capriati in legno. Parliamo della chiesa di Sant'Alfonso. I locali annessi alla chiesa di Sant'Alfonso, anche la chiesa di Sant'Alfonso, i tetti sono tutti di legno sopra il soffitto. Sarebbe in realtà una perdita immensa.